Finisce nel più inatteso dei modi l'elezione del Presidente della Repubblica. Dopo i toni convulsi degli ultimi giorni, Giorgio Napolitano ha accettato, dopo qualche ora di riflessione, di essere candidato alla Presidenza della Repubblica per un secondo mandato. È il primo capo dello Stato a ricevere tale richiesta essendo ancora in carica. Non posso sottrarmi a un'assunzione di responsabilità verso la nazione, ha affermato, chiedendo però in cambio precise garanzie sulla formazione del governo in tempi brevi. L'abbiamo detto in tempi non sospetti già da ieri che una soluzione condivisa potrebbe essere rappresentata dalla candidatura di Giorgio Napolitano. È un patrimonio nazionale. Dall'altro c'è da dire che vediamo in questa candidatura e la sua elezione la possibilità di avere un governo di larghe intese. Furiosa la reazione del Movimento 5 Stelle, a partire dai grillini veneti, scesi subito in piazza a Roma contro quello che definiscono un colpo di Stato che ha affossato la candidatura di Stefano Rodotà. Nel PDL commenti positivi, come quello del vicepresidente della Giunta Veneta, Marino Zorzato. È il classico coniglio estratto dal cilindro, afferma, una soluzione che unisce, che permette ora di pensare al governo del paese e non alle divisioni dei partiti. Si poteva pensarci un mese fa, ma va bene anche così. Intanto le prime reazioni dei veneti sono divise. Napolitano è una bravissima persona, questo tutti lo pensano così, non c'è che qualcuno che sia diverso, è bravissima persona, però non è più ricandidabile per l'età. Non credo che ci siano possibilità di un altro mandato per una persona di 80 e passa anni. Quindi è troppo vecchio secondo me? Spero di no, spero che lo lasciano libero e che vada per la sua strada, insomma si va alla pensione anche lui. Io essendo napoletano e sono in questa terra che mi ha accolto da 10 anni, posso essere solo contento. Numerose le visite di Giorgio Napolitano in Veneto, da quella del marzo 2007 a Treviso, quando il governatore Galan affermò che il Quirinale, con Napolitano, aveva fatto pace con il Veneto, incontrando gli imprenditori del nord-est, all'ultima in ordine di tempo nel settembre scorso a Venezia e Mestre. Con la tristezza nel cuore, il Presidente era invece arrivato a Padova e Vicenza l'11 novembre del 2011, in occasione della terribile alluvione di 10 giorni prima. Io ne penso bene. Se ritornerebbe lui farebbe un favore a tutta l'Italia. Le piace quindi Napolitano? Sì, tranquillo. Mi sembra che sia un uomo di famiglia, diciamo, per noi sarebbe come un nonno, uno che sa fare e ha fatto cose bene. Ormai è vecchio, troppo anziano, ci vorrebbe uno più giovane. Ora va sciolto il rebus della formazione del governo, con il mondo della politica che detta le prime condizioni. L'unica pregiudiziale che viene messa dalla Lega è quella di non avere Amato come Presidente del Consiglio.